Andrea Crestani, direttore di Ambi Veneto. Interventi interessanti per un'agricoltura più sostenibile, per il risparmio di acqua, ma le risorse? Le risorse è uno dei grandi problemi che coincidono con lo sviluppo dell'irrigazione nel nostro territorio, ma soprattutto con l'efficientamento dell'irrigazione. Oggi inauguriamo un impianto che si trasforma e che fa dell'agricoltura un'agricoltura di qualità, ma soprattutto ha come principio quello di essere efficiente e risparmiare acqua. Quindi le risorse finanziarie che oggi sono a disposizione di questo comparto, cioè il comparto dell'irrigazione, sono veramente poche, possiamo dire quasi nulle, se non dire che sono circa 300 milioni a livello nazionale per i prossimi 7 anni di programmazione, praticamente da distribuire su tutta Italia, quindi praticamente nulla, sapendo che l'irrigazione oggi non è solo una pratica agricola, una tecnica culturale, ma è quella che ha generato il territorio, il paesaggio. Oggi qua siamo in un territorio dove l'acqua, se non ci fosse stata negli anni, non avrebbe dato vita non solo all'agricoltura ma neanche al paesaggio e al territorio che vediamo. Quindi è un valore aggiunto la parte ambientale dell'irrigazione, che dovrebbe essere riconosciuta anche da un punto di vista delle risorse finanziarie. La speranza è che nei prossimi anni, attraverso dei finanziamenti, delle linee di finanziamento comunitari, i consorzi possano trarre quelle risorse necessarie per implementare e ristrutturare gli impianti irrigui e rendere più efficiente la nostra irrigazione e modernizzare l'agricoltura.